dance with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy. Eccoci rientrati in studio, questa è la trasmissione Penalty su Sesta Rete, canale 215, ogni domenica a partire dalle 19:30, siamo in replica alle 23, siamo in replica anche il lunedì mattina a partire dalle 8:30. Adesso è il momento di presentare i risultati e le classifiche dei due gironi del campionato di eccellenza. Iniziamo subito con i risultati del girone A. Atletico Campofranco, Folgore Selinunte 1-0. Pro Favara, Raffadali 0-0. Parmonval, Riviera Marmi 3-1. Alcamo, Rocca di Caprileone 1-0. Leonfortese, San Sebastiano 2-0. San Cataldese, San Giovanni Gemini 1-1. Camarat, Serra di Falco 1-2. Mazzara, Sporting Club Marsala 1-0. Ingarbugliata la testa di questo girone A del campionato di eccellenza, vincono Alcamo, Leonfortese, mentre il Camarat, che era la terza forza, anche se ancora rimane al terzo posto, viene battuta in casa addirittura dal Serra di Falco. Guardiamo la classifica al completo. Alcamo 48 punti, Leonfortese 47, Camarat 45, Parmonval e Serra di Falco 44 punti. Riviera Marmi 42, Marsala 40, Atletico Campofranco 39 punti, San Giovanni Gemini 33, Rocca di Caprileone 32 punti, San Cataldese 31, Mazzara 29 punti, Pro Favara 28, Raffadali 25 punti, Folgore Selinunte 14, chiude la classifica San Sebastiano a 9 punti. Per quanto riguarda il tabellino della prossima settimana, si giocherà l'11ª giornata di ritorno, domenica 9 marzo 2014. Questi saranno gli incontri: Parmonval Alcamo, Rocca di Caprileone Atletico Campofranco, San Sebastiano Camarat, San Giovanni Gemini Leonfortese, Serra di Falco Mazzara Calcio, Sport Club Marsala Pro Favara, Riviera Marmi Raffadali e infine Folgore Selinunte San Cataldese. Allora, scontri al vertice, sottolineiamo anche tra l'altro il Riviera Marmi ha perso anche uno scontro importante contro il Parmonval, che l'ha superato anche in classifica. Insomma, questa vetta di questo girone A è in continuo fermento. Carmelo. Ma oggi invece partiamo dalla coda, perché abbiamo il primo verdetto dell'eccellenza. Infatti da stasera il San Sebastiano, dopo la sconfitta nel derby tutto ennese con la Leonfortese, ma dopo appena un anno matematicamente torna in promozione. Torniamo invece, mi ricollego a quello che dici tu, oggi invece questa 10ª giornata di ritorno in eccellenza nel girone A è stata una giornata importante, perché l'Alcamo oggi ha messo la freccia a sinistra, ha effettuato il sorpasso vincendo in casa con il Rocca di Caprileone. Gli tiene testa solamente la Leonfortese di Mirto, che come detto ha vinto il derby ennese con il San Sebastiano come era nei pronostici. Invece va sottolineato l'Arachiri casalingo del Camarat, che rilancia le ambizioni playoff, ammesso che ce ne fosse bisogno, del Serra di Falco, così come le ambizioni playoff vengono rilanciate anche quelle della Parmonval, che ha vinto lo scontro diretto con il Riviera Marmi. Alza bandiera bianca invece definitivamente, secondo me, anche per il discorso del playoff, anche il Marsala sconfitto a Mazzara. Commento anche dei nostri ospiti, iniziamo da Palma. Senti Santo, come vedi questa classifica nella zona di vetta? Chi lo vincerà questo girone A? Perché ogni settimana ci sono sempre sorprese, scontri diretti, insomma è molto intenso. Per dire chi lo vincerà, secondo me ci vuole la sfera di cristallo, anche perché ho visto che domenica c'è una bellissima partita che è Parmonval Alcamo, sì, quindi sì. se il Facciamo Parmonval... rivedere un attimo la classifica cortesemente, così se il Parmonval riuscisse a battere l'Alcamo si metterebbe soltanto a un punto, quindi credo che da 44 a 48 ancora ballano tutte, sì, incredibilmente. Tra l'altro ci piace questa cosa, è bello, il bello del calcio è questo, tutte le partite tutte aperte. Tra l'altro Serra di Falco è un'altra squadra che era partita con grandissima ambizione, facendo investimenti incredibili, quindi ce la può giocare Serra di Falco, anche se dico la verità, personalmente tifo per l'Alcamo o per la Leonfortese.
Tra l'altro ha un bel progetto dove c'è Gaetano Mirko che sta infatti. facendo un grandissimo lavoro. Giuseppe, però l'Alcamo è abituato a queste categorie tra eccellenze interregionali, forse in questo momento è un gradino sopra le altre proprio perché ha un bagaglio tecnico di esperienza considerevole. Sicuramente, poi naturalmente tutto gioca in 2 punti, 3 punti, quindi ancora può succedere di Può tutto. succedere di Ma tutto. poi ricordiamoci che è una stagione molto difficile, fra forma dei giocatori, infortuni, squalifiche, insomma è tutto da vedere ancora qui. Tra l'altro Tutto adesso. l'Alcamo, per dire quanto Sì. l'organico dell'Alcamo, Ettore, sia quello più completo, oggi loro avevano una serie di defezioni in attacco su tutti il bomber Gambino, oggi a togliergli le castagne del fuoco un difensore, Alderuccio, che è un nome che in queste categorie non ha bisogno di presentazione. Insomma è un girone rispetto a quello B più intenso, soprattutto nella zona di Vetta, perché nel girone B bene o male le distanze sono anche abbastanza ragguardevoli, invece qui veramente tutti ristretti nel giro di 3, 4, 5 punti massimi. Ma qui è mancata però la squadra importante come c'è stata nel girone B. Nel Sì. girone B c'è stata molto più regolarità di risultati. L'anno sia scorso della c'era Tiger. l'Agragas che aveva Invece praticamente qui ucciso il quest'anno, campionato. come vedete, ad esempio il Camarat è fermo da un bel po' di Sì, giornate. sì. Invece nel girone B le squadre di testa che sono state Tiger FC sono andate sempre con quel ritmo, quindi chi ha perso punti non è più rientrato. Sì, ma Qui io invece rientrano voglio tutti. sentire un vostro pronostico, chi lo vince, dai. Ma, Giuseppe. secondo me lo vincerà la squadra più tecnica, perché ora Voglio un avanza- nome, voglio un Ma nome. è L'Alcamo. Perché ora arriva la primavera, belle giornate, bei campi, Eccola qua la se giocano a classifica. calcio Santo invece tifa un po' anche dell'Alcamo, però la squadra di Mirto Sì, lo sì, ispira. onestamente sarei contento per la Leonfortese, soprattutto per Gaetano, non solo, anche per qualche altro amico, ma anche l'Alcamo con moltissimi amici che giocano nell'Alcamo, E quindi ne quindi- sarei contento Anche, ugualmente. anche per l'occasione. Sì, assolutamente. Invece Carmelo, chi secondo te alla fine potrebbe spuntarla in questo girone A del campionato di Io eccellenza? anche quando era quarto in classifica ho detto sempre Alcamo e confermo. È vero, confermo. Bene, proseguiamo, adesso parliamo del girone B, anche in questa giornata qualche risultato risicato, però indubbiamente anche nella zona alta della classifica c'è stato molto movimento. Guardiamo i risultati di questa 10ª giornata di ritorno. Catania San Pio X, Città di Vittoria, 1-0. Tiger Football Club Cireale, 1-0. Gimnica Scordia Mazzarrà, 6-0. San Gregorio Mister Bianco, 0-1. Città di Rosolini Rometta, 2-0. Modica Sport Club Siracusa, 1-3. Igea Virtus Sporting Viagrande, 3-1. Per quanto riguarda la classifica, vince il Siracusa il big match per quanto riguarda il posizionamento al secondo posto di questo girone, vince addirittura Modica, quindi insomma è stata molto corsara la sua trasferta. In classifica continua con questa vittoria la marcia ormai vittoriosa verso l'interregionale della Tiger. Guardiamo la classifica. Tiger 56 punti. Sport Club Siracusa 48. Modica 45 punti. Catania San Pio X Taormina 44. Igea Virtus 42. Mister Bianco 41 punti. Football Club Cireale e Gimnica Scordia 37 punti. Città di Vittoria 34. Via Grande e Città di Rosolini 28 punti. San Gregorio 21. Rometta 19. Mazzarrà chiude la classifica a 10 punti. Ricordiamo che il Modica ed il Vittoria hanno un punto di penalizzazione e la Ciriale, come tutti ben sanno, la Ciriale 1946 si è ritirato. Diamo adesso uno sguardo al tabellino del prossimo turno, sarà l'11ª giornata di ritorno, 9 marzo 2014. Si giocherà la partita tra Rometta, Catania, San Pio X, FC Aciriale, Città di Rosolini, Taormina, Catania, San Pio X, appunto, Mister Bianco, Igea Virtus, Gimnica Scordia, Modica, Mazzarà, San Gregorio, Taormina, Sporting Via Grande e Città di Vittoria contro Tiger.
Che dire di questo girone? Carmelo, io credo che insomma ormai la Tiger è andata, si punta ormai solamente per il secondo posto, più che altro per fare in modo che ci sia un buon posizionamento nei playoff che si disputeranno a questo punto. Sì, direi proprio di sì, 8 punti in 5 partite, secondo me non è un margine recuperabile, anche per quello che sta facendo vedere la Tiger, che ad esempio contro l'FC, ex squadra di Santo, contro l'FC. Nel frattempo ti voglio far vedere le immagini che riguardano la vittoria del Catania San Pio X nei confronti della città di Vittoria, che ha perso 1-0. Nel frattempo che ci sono queste immagini diamo appunto anche il tuo commento tecnico. Sì, dicevamo la Tiger contro l'FC, ex squadra di Santo Palma, sabato non ha fatto vedere grandi cose, ha avuto la bravura e la fortuna di sbloccare subito il risultato grazie a un gol di Fabio D'Agosta, poi ha fatto della discreta ordinaria amministrazione ma non ha dato la prova di forza della capolista. E lo stesso si può dire, ricollegandoci alle immagini che vediamo, lo stesso si può dire della San Pio X di mister Anastasi, che ha faticato forse più del dovuto contro il Vittoria che tra l'altro ha avuto anche un paio di buone occasioni per portare via un punto da Mascalucia. La San Pio comunque coglie questi 3 punti, si garantisce il piazzamento in zona playoff, ancora secondo me può arrivare anche al terzo posto alla luce del risultato dello scontro diretto fra Modica e Siracusa, mentre se guardiamo l'ottica quinto posto, secondo me il mister bianco dovrebbe avere qualche rimpianto, perché il Taormina oggi ha ottenuto i punti a tavolino, nemmeno l'Igea Virtus sta facendo cose straordinarie, secondo me il mister bianco ha lasciato un po' troppi punti per strada e con l'organico che ha, un organico che non ha nulla in meno rispetto a quello dell'Igea Virtus e del Taormina, il mister bianco poteva essere in corsa per il quinto posto e non è detto che ancora la formazione di Chiavaro non possa giocarsi le proprie chance. Continuiamo a vedere queste immagini, nel frattempo volevo fare una domanda a Giuseppe Bosco riguardo questo Catania San Pio X, no? Il fatto che sono esplosi in questa categoria, il fatto che hanno veramente tanti soldi da investire nel calcio dilettantistico un po' ci sorprende con questa crisi insomma che c'è. Io ho visto una San Pio vogliosa, desiderosa assolutamente di raggiungere il campionato di interregionale. Deve esserci tanta programmazione, devo dire che loro ce l'hanno, poi ci vuole anche un po' di fortuna probabilmente, no? Per cercare di andare in categorie più importanti. Ma alcune volte, Ettore, non è che bisogna spendere per vincere, non basta solo questo. Non basta, vero? Non basta assolutissimamente. Infatti loro un pochettino non ce l'hanno fatta a vincerlo questo campionato. È una simbiosi che non funziona. Non funziona. Non si pensi mai che il denaro possa fare vincere, perché non è assolutissimamente così. Vince la programmazione, vince il gruppo, vince il lavoro quotidiano, vince il mister che sappia fare le proprie scelte al momento giusto, insomma vince anche la fortuna. Vince anche la fortuna. Ci sono tante componenti. La San Pio c'è da dire, scusami Presidente un attimo, la San Pio quest'anno sta puntando però soprattutto sulla Coppa, vuole arrivare in primo tempi. turno superato. Naturalmente è una, come ti posso dire, è un punto che loro ci sono naturalmente dati, perché l'esigenza per il campionato ormai credo che sia un discorso maggiore forza, voglio dire. Infatti. Alla fine poi stanno andando bene, lì sono stati anche fortunati, Sì. perché là la fortuna li sta assistendo. Ben venga la fortuna, voglio dire, non è che dobbiamo essere... Però ecco, bisogna essere un attimino più oculati quando si spende, bisogna essere un attimino più ottimizzare determinate situazioni, perché, torno a ripetere, spendere tanti soldi e poi non arrivare all'obiettivo significa che poi gli anni successivi devi cambiare le proprie programmazioni, perché le cose col tempo cambiano. È vero. Santo Palma, tu che dici su questa cosa qui? Oggi la tua ex squadra, l'FC Aciliare, ha perso a Brolo 1-0. Sappiamo che in questo momento ad Aciliale, insomma, anche dopo le tue dimissioni, si sta parlando di una riorganizzazione societaria, forse anche in prospettiva di rappresentare la vostra squadra, proprio quella che
Adesso non c'è più in questo girone quel famoso Aciliare 1946. Beh, guarda, questi sono discorsi comunque... Sono voci che sì, girano, ma ancora è troppo presto per parlare di queste cose, e poi credo che comunque l'FC ha poco da riorganizzarsi, in quanto può contare su uno staff tecnico importantissimo. Certo. Su un parco sì, secondo me di tutto rispetto, su un direttore generale abbastanza bravo che Certo, fa il suo lo lavoro, un salutiamo. ottimo presidente, quindi non ha poco ha un grande avvocato che lo segue, un settore giovanile che conta 5 squadre, quindi l'FC... Come mai hai deciso di lasciare l'FC Aciliare? E allora infatti se Ettore mi ha anticipato di un doppio, se veramente è tutto così organizzato e vogliono programmare il Cioè, futuro, no, aspetta, è tutto organizzato, abbiamo preso guarda, sai che ci atto sono anche delle in difficoltà. settimana, insomma è arrivata una nota, se ci sono queste condizioni perché sei andato via Santo? Cioè, tra l'altro tu eri un tassello importante di questo ingranaggio. Io non sono andato via. Beh, anche un pilastro direi, lo scorso anno Direi da proprio di sì. Sant'Antonio, merito Ma vi dico, anche io a Santo no, Paolo. allora, voglio sgombrare innanzitutto il campo da alcune ipotesi. Io non ho avuto alcun problema con il mio presidente, non ho avuto alcun problema con la mia società. Giusto hanno dire queste manifestato, cose, anzi, certo, giusto. La loro contrarietà a quello che è stata la mia decisione. Tutti hanno manifestato, devo dire, una grandissima solidarietà e di questo vi ringrazio, ma infatti io non ho niente con la mia società. E allora perché sei andato via? Siamo il curiosi mio di più che altro- saperlo. allora, il Anche mio- è Giuseppe stato Bosco, un momento Giuseppe- per No, ma formare- Santo è uno bravo, Infatti, attenzione, voglio dire, Santo se è bravo. Ci sono se Santo ci è sono bravo. tutti i No, tasselli grazie, al no, proprio grazie, posto. no, non c'è bisogno di regole perché i risultati Parlano. Cioè, Parlando del discorso di prima E allora Giuseppe, punto. Giuseppe, lo abbiamo detto e ce lo siamo posti tutti il dubbio. E allora se ci sono tutti i tasselli No, ma insomma, è che, allora, perfettamente allineati, cosa è successo? Voglio che le mie dimissioni passino anche come un attimo di riflessione. Ah, ok. E Questa è una l'ho anche giustificazione. detto Ok. in altre interviste che ho rilasciato in questa settimana. Io mi sono dimesso dal mio incarico perché al momento non credo più in quello che faccio. Signori, 7 mesi di lavoro di una società sana, di una società in regola con i pagamenti, che non ha difficoltà in federazione, buttati via per una firma. 7 mesi di grande e duro lavoro, e chi come me crede e fa delle motivazioni, il pane quotidiano, non sono delle mie motivazioni. Queste decisioni della federazione hanno un po' veramente fatto sì che insomma alcuni sogni che ti appartenevano. Ma non è, allora, io non voglio passare per lo stupido del quartiere, in che senso? Ho 40 anni in questo mondo, ci sono stato, ci sono cresciuto, quindi non vivo nel paese dei balocchi. Però se noi tutti continuiamo a non guardare, a girarci dall'altra parte, perché non è toccato a noi, questo mondo si distruggerà a brevissimo. Quindi ribadisco, deve essere una riflessione, non perché le cose non toccano a noi, dobbiamo fermarci quando c'è qualcosa che non va, bisogna lavorare immediatamente per sistemare, a partire da questa regola. È una regola che non esiste, cioè che non va, è uno scandalo che una società Carmelo, possa... è giusto secondo te quello che sta dicendo Santo, questa sua riflessione? Più che giusto, allora, io lo rispetto. Lo rispetto quello che dice lui, lo condivido fino a un certo punto, perché io, Santo, per quelli che ti conoscono nell'ambiente calcistico, tu c'hai una voglia matta di rientrare, già stai visionando, hai in mente la tua squadra della stagione 2014-2015, hai già dei prospetti in base al budget di una società futura, quindi chi ti conosce sa benissimo che tu non riesci a stare mezz'ora lontano dal calcio, quindi è vero, le questioni che Però, poni tu, sai, io le rispetto, per carità, quello Allora, che è successo... scusatemi, io vi voglio dire due cosine. Quando vedi un calciatore che ha giocato con te 6 mesi piangere perché gli viene comunicato dalla tua federazione che non può più far parte del tuo gruppo, dopo 6 mesi, quando vedi un ragazzino 95 che con le nostre 250 euro si paga le tasse universitarie a febbraio stoppato dalla federazione, ci sono cose che ti fanno male, se hai principi. Io ho dei sani principi, li ho sempre avuti, e allora a me queste cose fanno malissimo. Giusto, però diciamo sempre che ci sono delle regole, non lo dico. No, ma attenzione, se io ho detto delle regole, onesti nel infatti, dire. ma ci mancherebbe, le regole ci sono, e io ribadisco, secondo me non sono così tanto sicuro che l'FC abbia violato una regola, ma questa è una cosa, io faccio l'aspetto tecnico del calcio, certo, quindi chi non fa calcio fa l'aspetto delle carte, quindi io lascio ai segretari del Siracusa che sono non si occupano di calcio. Ma non soltanto il Siracusa in genere. No, il Siracusa perché ha tirato fuori questa storia qua, quindi lo lascio a loro, è un lavoro loro che non c'entra niente col pallone, infatti loro non fanno calcio, come ho detto. Quindi stavo dicendo, il problema è un altro, ti ribadisco. Oggi siamo al punto che le società, che noi dirigenti, quando non riusciamo ad ottenere un risultato con quello che dovrebbe essere
il nostro lavoro è lo sport. Cioè, Ma lo otteniamo in un'altra maniera. No, torniamo a ci si casa, rimane. ci sediamo davanti al computer, già solo il pensiero di riuscire a... Cioè, io non capisco come qualcuno possa pensare di tornare a casa dopo una partita bellissima, che vinci, perdi, comunque sei sudato, e pensi a come poter vincerla quella partita cercando fra le carte. Voglio sentire il Ma di parere cosa- di Giuseppe Bosco. Di cosa pure. stiamo parlando? Giuseppe, di che cosa E stiamo c'è gente parlando? che lo fa per lavoro, attenzione. Giuseppe, Questo è un aspetto della società, Santo, e non lo puoi né Sì, sì, combattere, sì. né Ma distruggere, né eliminare. Io- È una cosa che devi accettare, condividere Certo. e strutturarti nella maniera tale di poter ribattere un domani. Sì, è una risposta saggia quello che secondo me sta Assolutamente. dicendo No, Giuseppe ma- Bosco. allora, Io ho il sempre problema- il Presidente ha ragione, io ho sempre completamente. fatto mente locale di quello che mi è successo e nella mia vita mi sono sempre strutturato per non farlo succedere più. Queste cose succedono per rafforzare l'individuo, la società e soprattutto tutti quelli che ruotano attorno a te. Hai dato una bella risposta da perché sanno che presidente, tu, essendo una garanzia per tutto, devono sapere che come nominano la tua persona, devono togliere la testa del pensiero solo di poterci arrivare. Sì, Il Presidente, problema il però discorso è va uno, io l'ho accennato anche nelle settimane scorse. Santo, è inutile girarci intorno, queste cose ci sono sempre state, i ricorsi. Io però temo, il ragionamento di Santo lo condivido, temo che negli ultimi 2-3 anni, oggi basta un cognome copiato male con la carta carbone per Ma è questo tirare di- fuori è un questo ricorso. che- però dice e questa bene è una, Giuseppe, è una bisogna mentalità. spezzarsi perché Dipenda dalla professionalità delle persone con cui ti attorni, Sì. perché ricordiamoci bene il Catania Calcio, Ma fanno la Serie A, Gaucci, fanno la Gaucci Serie A. sceso in Serie C, Ragazzi, è sono stato in- ripescato in Serie B per Allora. un problema di tesseramento. Quindi Presidente, all'epoca perdonami, ma il segretario parliamo- era uno bravo. Perdonami Presidente, parliamo di società professionistiche, di interessi Capisco. importanti, no, Sì, no, vabbè, no. però capisco. la regola Ricordiamo- diciamo Santo, è generale. sono Vabbè, oh. pienamente d'accordo, però quando tu- Riportiamo, allora Di Besco, Attenzione, non facciamo è un- andare, non facciamo è un andare il processo calcio. a Santo no, Padre. no, No, facciamo no, andare- Santo, no, io facciamo andare il calcio Santo- invece che negli spogliatoi e nel campo, facciamo lasciamo alle andare, carte, lasciamo alle andare carte. invece nelle Ma carte. se ci sono delle regole, ci La sono delle- pagheremo sempre tutti quanti noi prima o poi. No, ci ma sarà le regole domani la ci stessa mancherebbe. cosa, non cambierà. Ci Allora, torno a solo ripetere. ribadisco, non nascondiamo sul fatto che ci sono le regole, è evidente che noi tutti dobbiamo vivere all'interno di queste regole. Noi uomini di sport siamo chiamati immediatamente a sostituire quelle regole che non vanno all'interno del nostro sport, perché oggi paga l'FC Cirale, Domani può pagherà pagare il un'altra Pianati, società. ma se è una regola sbagliata, caro Presidente, all'interno del nostro Bisogna riscriverla. immediata, Ma- immediatamente. immediatamente. Il problema è che non, non si c'è possono, stato, non c'è attenzione stato un perché uomo di le sport che ha regole non detto si questo. possono scrivere in corso, bisogna a bocce ferme a bocce organizzare ferme riscrivere la situazione. eventualmente una variazione, Una variazione di quello di che regole le o norme- le altro, norme- quindi questa è una cosa importante. Allora, scusate, più che altro dovremmo capire quali sono le regole. Però, Questa è poi Santo- l'interpretazione che No, ognuno Santo, dà. ecco, e allora Santo, io però qui non sappiamo, capisco- qui non sappiamo quali sono le regole. Vabbè, la regola Quali sono intanto le regole che- per iscriversi? Attenzione Quali perché sono la le regola regole? la può dare Cioè, anche e soprattutto una federazione con il suo presidente che ci mette la faccia e ne è assoluto responsabile. Dico bene Presidente? Certo, ma Quindi se c'è ci saranno gente poi... che- ma scusate, c'è gente che lavora, ci sono 30 uffici con 70 persone che lavorano, voglio dire. Presidente, la ma gente- non servono a controllarti un tesseramento. Cioè noi ascolta, Ma noi, questi sono io voglio pro- noi questi siamo sono stati problemi. puniti perché i nostri tesseramenti non sono stati invalidati, invece i nostri tesseramenti sono stati validi, fatti validi dalla federazione. Scusami, noi paghiamo 12.000 euro di iscrizione a società in eccellenza. È possibile che una Ascoltami, federazione, scusami, una è possibile che problematica che una del genere- federazione si lava le mani dicendoti noi non dobbiamo controllare i tesseramenti? È la verità, È la perché io ho avuto la stessa esatto, ma non è problematica. vero perché se io mando un tesseramento senza una firma tu me lo bocci, non è vero. Io ho avuto tu li un controlli, tesseramento ascoltami, nel ascoltami. 2000 e nel ma non è vero, se ti 2009. mando senza una firma, tu me lo bocci il tesseramento. Ho Presidente, avuto quindi il non è vero, tesseramento tu li nel controlli. 2009. Sentiamo la risposta? Se c'è un reclamo, a quel punto si vanno a controllare. E dopo il reclamo Hai che si capito? controllano. Tanto. E Però guarda torno a che- ripetere, io non voglio farti una morale, perché tu sei un uomo di campo. Ragazzi, così il non tuo va. presidente Secondo dovrebbe me così avere non una va. persona Allora, che si occupa di queste Ci cose. dobbiamo augurare che le regole No, non ci dobbiamo possono... ci dobbiamo adoperare. che Adoperare gli addetti ai diverso. lavori, certo, ci Certo, mancherebbe. certo. Si debbono adoperare Invece per poter non lo facciamo. diciamo, chiarire le regole, semplificarle probabilmente. Non è escluso anche che sia necessario un leggero controllo maggiore di tutto. Io per mia esperienza personale nel 2009 ebbi 2 extracomunitari dopo un reclamo di un'altra società annullati i tesseramenti. Abbiamo preso i tesseramenti, li abbiamo fatti ricontrollare Sì. e ce li hanno riabilitati. I ragazzi hanno giocato la partita. lì in la questo partita, caso- campo, partita e risultato omologato. Chiuso. Perfetto. Nel caso Dobbiamo dell'FC chiudere. Ciriale, Sì. l'ultima battuta per
Nel caso dell'FC Acireale, però Ettore, sì, il rispetto delle regole, ma in questo caso secondo me non è neanche un discorso di rispetto delle regole, perché qui non si tratta, lì è quasi un problema quasi etimologico e filosofico. Che cosa intendiamo noi per inibizione di un tesserato? Questo è il problema, e secondo me questo in nessun regolamento è scritto No, chiaramente. poi legge il regolamento che dicono che un presidente libico può fermare, dove invece non può. L'esatto contrario. Che cosa All'interno di questo significa? regolamento trovo Noi, l'esatto ci vuole qualcuno, ma non un avvocato, qualcuno che qualche Va bene, esperto questo- di queste cose che ci deve spiegare questo che cosa sarà- significa inibizione di un dirigente. Tutto questo sarà fonte di ulteriore discussione, perché penso che questa non è una parentesi che sicuramente si conclude questa settimana. Secondo me insomma, avrà ancora uno strascico. Abbiamo chiuso con il campionato di eccellenza, i nostri ospiti comunque rimangono ancora qui, mentre invece dobbiamo salutare Carmelo che rivedremo la prossima settimana. Noi ci vediamo domenica prossima, buona settimana a te e buona settimana a tutti i nostri telespettatori. Perfetto, e salutiamo anche Federica perché adesso arriverà Giulia e con lei parleremo del campionato di promozione. Ciao a te Federica. Sì, Ettore, io auguro un buon inizio settimana a tutti i telespettatori e vi lascio con la pubblicità.